Lo sai che non possiamo separarci. Che ne sarà dei nostri pazienti? Cosa gli raccontiamo? Se la caveranno, come facevano prima. Mi rifiuto di mollare. Bene. Mio Dio, quanto sei bravo a compatirti. Tu hai avuto l'intuizione, ma abbiamo costruito insieme e questo posto è nostro quanto tuo. Karen resterà per sempre qui, tra queste mura. Se tu lasci morire tutto questo, se tu adesso te ne vai, non... Ho dedicato ogni momento libero che mi rimaneva ad assisterti in quello che considero un ideale puro e per cui combattere. Mollare tutto non ti aiuterà. Ci hai sempre detto che... Ora basta! Vi ho sempre detto cosa? Il prossimo è buono, fidati del prossimo? Ah! Lo sai, Truman, fra tutte le creature di Dio solo l'essere umano uccide i suoi simili. È un fatto divertente. Perché non ci fai la tesi? Aiutare la gente non è sbagliato, anche se Karen non c'è più. Se n'era accorta. Sapeva che c'era qualcosa di pericoloso in Larry, ma io non l'ho visto. Patch, perché ti comporti così? Perché l'ho uccisa, Truman. Le ho insegnato la medicina che l'ha uccisa. Sarebbe ancora viva se non l'avessi conosciuta. Non te ne puoi andare. Beh, se come dici tu. A quanto pare sto sfidando le leggi del possibile. Che cosa vuoi? Oh, non posso andarmene finché non mi batti, è così? Ok, mi arrendo. Sei tu il numero 1, il migliore studente del corso. Sei più bravo di me. Ora che l'hai sentito, mi lasci andare via? La signora Kennedy delle 2:12 non mangia niente. Sono 3 settimane che la vado a trovare ogni giorno, ma non riesco a farla mangiare. Io so tutto quello che è necessario sapere. In campo medico ho studiato sempre, senza tregua. E ti assicuro che supero in terapia e diagnosi qualunque medico e chirurgo di questo ospedale. Ma non riesco a farla mangiare. Tu hai un dono. Sai come prendere le persone. Tutti ti adorano. E se ora te ne vai, non so da chi imparare. Molto bene. E adesso? Che cosa vuoi da me? Sì, potrei farlo. Lo sai anche tu che non mi fermeresti. Quindi rispondimi, ti prego. Dimmi che cosa stai facendo. Va bene, analizziamo la logica. Tu crei l'uomo. L'uomo sopporta dolori e enormi sofferenze. L'uomo alla fine muore. Avresti potuto anche lavorarci sopra un po' di più prima di passare direttamente alla creazione. Hai riposato il 7° giorno. Potevi dedicare quel 7° giorno alla compassione. Sai che ti dico? Non ne vale la pena.